considerato numero 17 del Madò, numero 18 del Madò, numero 19 del Papa, noi visserà ragazzi. Alfredo allucinante. Il voto sarà ritratto dal signor arbitro Amir Pavlovic della sezione di Venezia, ho chiamato dagli assistenti il signor Dario Gianni della sezione di Bassano e il signor Luca Bergamini della sezione di Castellana. Il 10 è Zanardo. Ho messo la carta, vedo bianca e tutte Ho anche il video di domenica scorsa se vuoi. Basta che svegli un anno anche. Personalizzato, tutte le domeniche. Invece gioca dai 1-4-3-1. Sì. Sì. Adesso vediamo. Comunque Bozzò fa punta centrale. Adesso ho messi 4-4-2 adesso. Con Zanardo e Bozzò. Sì, fase non possesso. Il più forte è sicuramente Paolo Zanardo e quelli davanti. Mancino per finisco. In fase di non possesso un 4 di possesso è un 4-2-3-1 con Zanardo dietro Bozzò. Il nostro terzino destro è una roba inguardabile.
Ma loro potrebbero prendere una fotogamba, quella di oggi. Comunque, perché il risultato di ieri vostro può permettergli questo errore. Fisicamente sono tutti degli animali. Guarda lì, sono delle bestie, veramente. Però sulle seconde palle, sì, stanno bene, però sulle seconde palle. Dio can, bravo Augusto. No, Wes, Dio can. No, è ammunito anche magari. Dio can, Wes. Dio porco, che entrata. Questo è pericoloso adesso, sì, qualche cross. È bella, Se la punta arriva un po', no, forse un po' lunga. Sì, sì. Anche perché è tanto vecchio, cioè non è che ne ha 33. Bravo Marco. Dio can, esci adesso però. Oddio. E anche i centrocampisti sono forti, vai roba. Porco mondo. Brutta questa. Dio can, Gabri. Fa il porco Dio. Fa il porco Dio. Brutta questa, lo so, però sono grossi, sì. Quando vanno dentro di forte che prendono velocità. Cioè non ce n'è uno di piccolino, è il terzino destro. Basta, gli hanno tutti 1,85 m sopra, Dio can. Luca, Macci, dammi una cifra. Dammi una cifra. Al massimo con le sponda! Al massimo con le sponda, non con le spalle! Dio can, guarda. Bravo Wes. Quattro loro? Sì. Era giocava molta differenza. Poi spende tanto, ma tanti spende questo. Cioè pide voi spendete tanto, ma questi spendono veramente tanto, c'è Zanardo.
prende non so dirti quanto, potrei sbagliarmi, però spendono tanto. Questi attento anche perché questa è brutta, zio Campelo lunga. Non ho fatto un gol in su calcio pizzato tutto l'anno, penso. Muoviti Luca! Vai, che ti importa? Vai Luca! Bravo Marco! Bravo Rani! Il nostro esterno in sinistra non ha toccato un pallone fino adesso. C'è. Si gioca solo su questa. Si gioca solo a questa. Ma che forte Buffon, Dio porco.
in palla lunga sul bozzone. Dio porco. Questo è un tuffo. Questo è un gran tuffo, Nel senso che è fatto bene, in quel senso. Dio can, calcia in mezzo, no? Dio can, va che rimessa che l'ha fatto questo. Dio can. Dio can, brutta questa, Dio cane! Il 6. Tono secondo me, tono. Zanardo, cross, gol, o Tonon, uno di due. Chi ha segnato? Bravo Zarbu.
o Canova, perché Canova ha bucato l'intervento. E che stavamo facendo anche bene, che il cross di testa, non so chi si è perso quell'occasione, che cazzo se l'ha perso. E il 6 comunque o Canova o uno dei due centrali, mi viene da dire, uno su Zanardo, uno su Bozzon, due centrali mi viene da dire. Se mettesse giù va bene, non te li fischia mai, questo è bello, incredibile. Vabbè, però se facciamo ste dormite, perdiamo le partite, perché facciamo ste dormite, perdiamo le partite, e gli avversari non dormono, il problema nostro è che facciamo delle partite allucinanti in quelle partite, non so, che cazzo pensano. Stavamo facendo bene, partita equilibratissima. Dio porco Canova, a parte che ho bucato anche il suo. Dio porco. Poi tra l'altro freddo fa per piacere, che io sto congelato. Chi è che ci ha fatto gol? Chi sei? Chi sei mi pare. Chi sei? Luciani non ho mai giocato a pallone, no? Prendi fallo, vai giù. Eccolo qua. Canva incredibile. Guarda un attimo. Che Zanardo si è invertito. Questo da dentro.
Viene schiato su quel gol altre 2 volte adesso. È già andato in pallone. Canova, poi Oddio, brutta Gabri. sì, perché c'è il vento che la ferma. Fa fortuna sul pesce. Aia. Aia, Gabri. Eh?
Piano, piano. Porco Dio. Oh. Guarda, sono 3 contro 3, mettila sta cazzo di palla. Dio povero, Adesso anche Canova siamo troppi però. Adesso devi buttarla dentro come viene, viene. Va bene così. Devi iniziare. Vabbè, fatto bene. Manca un ballone, ma manca. Sì, è qua, ma... Ho visto. È stato bravo lui. Rimbalzi veramente strani però, Guarda che il Carreno è peggio del nostro, Sì, ah. Gli spogliatoi fanno schifo rispetto al nostro. Dopo poi è tutto bello, questo è uno stadio. Il nostro Torino non è
peso di questo. Dai che fanno sbaglio, dai che fanno sbaglio, dai Fed, dai che fanno sbaglio. Ma devi andare giù. Sta facendo male. No. Tutte le non sta facendo male. Sì, sono primo in classifica. Allora doppio adesso Marco senza fallo. Dio povero. Questo è fallo. Sono bravi, Sì, ma non giocano mica Nicolò, sia noi che per paura. vengono a prenderti alti, Hai visto anche qua, metti subito a prenderti alti, Subito. Cacchio no, hai un po' hai fallo qua ci sta. Dici che sono vestito, Maria Vergine. Brutta, Marco? Sì, ma la seconda che simula questa, Sì. Senza neanche toccare il pallone, visto? Faccio la gente un giochino, stai a dire. Sì. Tonti, Butin, Zanardo, tutti e tre in eccellenza. Siamo tutti e tre, via. Io spendo veramente tanto questo. Adesso quando lo spegni togli l'audio se riesci. Basta chiudere. Dai che andiamo a riposo così. Sì, in tre sono andati via. Calciala. Bravissimo. Bravo Wes. Dai che è brutta. Guarda che avere il vento a sfavore è venuto brutto, tanto brutto, Ma non so se è a sfavore, mi dice. Non riesco a capire, vieni da quella parte alta mentre guardi i cartelloni. Devi guardare la bandierina. Sì, tira tipo così. Quindi dovremmo averci a favore. Sì, ma che la palla si è fermata però. Che c'è? Caldo. Le queste cidade sono quattro aria. Sì, sta meglio che su. Cioè, a me sembra che il vento... Sì, fai...
vieni qua sul 7, cazzo, dove vai? Primo arbitro decide.